Buongiorno Bortoin, Questa volta lei è vestito da cuoco, come mai? Mi sono intrufonato al matrimonio di Bezos in cucina a pelare patate. Ah, allora ci riveli cosa hanno mangiato? Ah sì, e ora di antipasti che mangiare, nervetti e baccalà mentecato. Vorrà dire mantecato. E cosa ho detto? Mentecato? Ma senta, ma è sicuro che fosse proprio il matrimonio di Bezos? A me pare il menù della trattoria della Gina a Canareggio. I dovevo mangiare a veneziana, sennò la gente protestava, faceva un casino. Vabbè, se lo dice lei, e di primo cosa hanno mangiato? Bio in salsa e radicetti dell'orto, freschi. Ma è sicuro? Sì, e portai il mio cugino Gino che l'abita a Cavarse e ha un orto che sia a fine del mondo. Beh, non divaghi, Nane. E il dolce? E il tiramisù? No, guardi che si sbaglia, è il tiramisù. No, ma questo c'era da dedicare ai tetti della sposa. Beh, non sia volgare. Sì, perché siccome che sta massa su, massa gonfie, e hai detto tiramisù. Ma per favore. Ti vuoi sapere il momento più romantico della serata? No, non lo dica, guardi, faccia un favore, non lo dica. Quando che sposo che mangiava fritto e a sposa. Ma è impazzito, ma cosa sta dicendo? Ma si rende conto? No, ma perché? E che mangiare l'ultima frittella che c'era sul piatto. Beh, io avevo capito un'altra cosa, anche perché io so che in Veneto fritto è... vuol dire, sa cosa vuol dire? Bomboniere? No, vuol dire un'altra cosa. Ma comunque ci dica della bomboniera, sarà stata una cosa strepitosa. Sì, una roba di oro, ma che regala solamente chi che aveva l'abbonamento a Prime, perché che anche dovevo usare Bartolini sempre perché sennò la gente protestava. E ora gli ha fatto pagare spese e spedizione. Vabbè, lasciamo perdere. Ci dica un'ultimissima cosa. Le polemiche. Ci sono state delle polemiche perché Charlize Theron si è lamentata per non essere stata invitata alle nozze. Ma ne sa qualcosa lei? Se sta un fraintendimento. Un fraintendimento? Sì, perché il cerimoniere ha letto Charlize Theron e siccome che sei un leghista, ma di quei cattivi, ha detto no, non la voglio e la gara sa fuori.